Assolutamente. Direttore, mi permette una considerazione da lavoratore, magari giovane, quale non lo sono purtroppo, però ecco, con tutte queste riforme previdenziali che si susseguono o che andranno a susseguirsi, i nostri giovani potrebbero pensare, ma ci capisco poco sul quando andrò in pensione e come, figurati se vado, se vado a pensare alla previdenza complementare, a togliermi qualche cosa già dal mio stipendio. Però oggettivamente se gli si pone determinati dati, cioè tu andrai in pensione, ipotesi, col 30% in meno se sei un lavoratore dipendente, col 50% in meno se sei un lavoratore autonomo, allora a quel punto lì un lavoratore potrebbe dire sì, ma quanto mi viene a costare effettivamente per compensare questo 30% in meno? E allora delle misure anche semplici, cioè voglio dire, il compito di comunicare correttamente può essere un meccanismo importante. Si va verso questa direzione piano piano, secondo lei? Sicuramente sì, perché tu prima hai accennato al fatto che l'iscritto medio nel 2021 aveva 36 36 anni di anni, età, quindi vuol dire che abbiamo avuto degli iscritti comunque anche giovani come noi, no? Prossimi a fare 5 o giù di lì, ecco, 50 anni, ma abbiamo avuto anche lavoratori ventenni e trentenni, attenzione. sì. E i ventenni e i trentenni, contrariamente a quello che accadeva magari 10 anni fa, per quello che è nella mia esperienza, non si iscrivono tanto a partire dal fatto che il fondo pensione ha dei vantaggi fiscali, del serie ci risparmiano tasse, c'è il Mm, contributo mm. azienda in più, sì c'è anche questo, ma c'è proprio il ragionamento che tu dici, magari non stanno lì neanche a dire la pensione INPS sarà un po' più bassa, semplicemente partono da una posizione molto critica, diciamocelo, della serie io la pensione non ce l'avrò più perché e poi magari escono anche delle contrapposizioni generazionali qualche volta non simpaticissime, ma ahimè questa è la situazione e qualcuno dice bene, se la situazione è questa, se c'è una difficoltà che prospetticamente potrebbe essere anche più grande in ragione della demografia, è bene prendersi sulle spalle lo zaino e camminare, cioè organizzare una via di uscita con il risparmio e si pianifica assieme ai consulenti del fondo un percorso verso tot, alla fine avrò tot e con questo ammontare potrò disporre della libertà di decidere cosa fare rispetto al tema dell'uscita dal mondo del lavoro. Avvertenza messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COGIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.